ai religiosi, dicendo come risposta gli ha detto: io adesso ti faccio una domanda a voi. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Eccoli lì bloccati tutti gli storici, tutti i dotti, tutti i sapienti umani, cominciano a fornicare, camenda a pensare. Alleluia. Se diciamo dal cielo, lui ci dirà perché non l'avete creduto allora. E gli diciamo dagli uomini, diciamo tutti i popoli di Israele sa che Giovanni Battista è un profeta di Dio e a questi ci capiteranno e noi non sappiamo da dove viene stamattina, alleluia. E allora nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Amen. E Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando oggi i religiosi davanti a te ti dicono: tu con quale autorità hai aperto questa chiesa cristiana? Tu con quale autorità hai battezzato al mare? Tu con quale autorità? Tu facci la stessa risposta che Gesù la facci una domanda. Il battesimo di Gesù è dal cielo o dagli uomini? Gli uomini li scegli dal cielo, gli uomini dalla terra. È lo Spirito Santo che conferma con i segni e i prodigi la parola che i suoi veri ministri azionano e parlano. Alleluia. 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 Vedrai che tu li farai rimanere tutti. Alleluia. Con quale autorità? Con quale autorità questi popoli? Alleluia. Vedi il perbenismo, il mondo farisaico, il mondo dei religiosi di alleluia. Oggi i preti si vedono prete del campo, dicono: guarda, io sono un prete, io ho un decreto col Vaticano che mi attesta che io devo stare a Monte Santo perché così, e tu gli puoi dire: tu si non ciucce carretta perché sei un uomo che stai mandando all'inferno a gente in una parte. E gli dici con l'autorità divina: io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Noi lo possiamo fare. Lui con l'autorità, noi abbiamo l'autorità del cielo. Te la faccio vedere io con quale autorità io faccio queste cose. Io l'autorità me l'ha data il mio Signore. E ti prego nel nome di Gesù. Dimmelo queste cose perché Gesù mi dà la risposta. Gloria a Gesù Cristo. E li vedrete legati, spallottati, sbandati. E diciamo Gesù ha legato un bel ragazzone, sì, già legata, poi gli smicca con quale autorità? L'autorità me la dà quel Signore, che tu dici di essere anche il tuo Signore, dici bugiardamente che tu lo servi, bugiardamente fai la comunione che è contro il Dio, bugiardamente fai la cresima che è contro Gesù, bugiardamente hai messo degli idoli sul comodino. Amen. Hai fatto tanti altarini in queste povere persone, in queste povere gente, in questi luoghi. Signore Dio. E quindi l'ira di Dio verrà su queste persone. Amen. L'ira di Dio verrà dove c'è l'idolatria, l'ira di Dio verrà dove c'è disubbidienza alla parola di Dio. Benedetto il tuo nome, Gesù. Te la faccio vedere io con l'autorità. Noi facciamo queste cose. Alleluia. Ah, tu dici così, allora nemmeno proprio a un solo con quale autorità. Alleluia. E dici, ma come è Gesù? Io non te lo dico con quale autorità faccio queste cose. Tu continui così, continui così, ma io so qual è l'autorità che mi è stata data per fare queste cose. Ho problemi o tuoi a ti dare nascosta questa sapienza, questa intelligenza e questa realtà grande che il Vangelo è semplicità, è un'espressione semplice. Tu prendi una Bibbia ma sei un cieco. Alleluia. Tu sei uno che vivi nel benessere umano, fregandoti altamente del Signore, ma alla fine che tu farai sarà terribile per la tua vita. Alleluia. E quando gli dirai queste cose, già da questa vita gli tremeranno le gambe. Benedetto il tuo nome. Perché Dio metterà timore tuo nei confronti dei bastardi, nei confronti di gente che prendono la parola di Dio così come libro e poi non fa niente.
come disse quell'uomo del diavolo, il Papa, quando disse a Caserta, disse, come disse? Disse, ma voi una volta al giorno vi dovreste leggere un verso del Vangelo, se tu dai il Vangelo, va. Signore Mentre tenevi una statua, una donna a destra, una creatura, tutto marrone, era marrone, sa marrone, una capella cava che teneva la copa. Leggete una volta al giorno il verso del Vangelo. benedetto il tuo nome. Voi lo leggete, disse, vabbè lo so, voi non lo leggete, non lo leggete, tutto quanto a ridere, a scherzare. Allora loro sanno che il Vangelo è la parola di Dio. E allora in esso Vangelo, Sangue di Gesù. se c'era un uomo di Dio che diceva mi puoi trovare nel Vangelo che tu stai dicendo dopo tutta l'importanza di teologia che hai fatto, mi vuoi dire in quale passo del Vangelo sta scritto che Dio ha costituito il Papa? Alleluia. Amen. Alleluia. E allora vedi, Gloria a Gesù. allora noi dobbiamo imitare a mancaparrarci. Gesù a volte, come siamo così espressivi, così rigidi, così con gli esempi di Davide, così guerrieri, così pronti al servizio del Signore, e Dio a volte ci vuole pure molto avveduti, e come per esempio il Dio come se mettesse a rispetto, noi ci dobbiamo mettere a rispetto con questi religioni. Alleluia. Quando vengono a voi, io non mi ricordo, tu mi dici perché fatti a così, tu mi dici dentro tu, io non ti dico nemmeno io con quale autorità, io parlo del Signore, sul problema tu, se vieni con l'umiltà, io ti sciolgo per l'autorità che ho avuto da Gesù Cristo, dalle mani di Satana, dalle mani di Dio, ma se tu indurisci, alleluia, io partecipo a un verso della parola che dice ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli, e ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Nemmeno io ti dico con quale autorità. Amen. Io gestisco ciò che Dio mi ha rivelato Alleluia. e mi ha dato affinché sia dato a tante persone su questa terra. Amen. Gloria a Non Gesù. da nessuno. Alleluia. È il nemico che è nervoso perché diciamo la verità. Amen. E il nemico non ci fa giù perché noi siamo figli di Dio. Amen. E viene da Dio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio. Che Dio ci vede. Amen. Grazie Padre. Noi non siamo persone che ci hanno di leggere cose. In un momento in cui te la faccio vedere io con buona autorità, tu hai un'autorità di sciogliere le carte, hai un'autorità di scindare i demoni, di scindare Satana, hai un'autorità sulle potenze malefiche, hai un'autorità di guarire ammalati, hai un'autorità di andare per il mondo a predicare il Vangelo, hai autorità di battezzare gli uomini dove vuoi tu,